Una banale lite, poi degenerata e trasformatasi in tragedia, era il 28 agosto del 2023 quando a Pernumia, bassa padovana, perse la vita Anouar El Gutaia, un marocchino di 27 anni colpito alla gola con un coltello. Ad essere accusato un gambiano 25enne, Sana Touré, entrambi richiedenti asilo, e ora per lui è arrivata anche la condanna a 14 anni di reclusione per omicidio con rito abbreviato in corte d'assise a Rovigo. I due vivevano insieme in una villetta abbandonata e la lite scoppiò per uno zainetto che conteneva vestiti che uno non voleva restituire all'altro. La discussione proseguì all'esterno dell'abitazione, lungo la strada di campagna che conduce a Battaglia Terme e dove la vittima fu colpita mortalmente alla gola con un coltello. L'aggressore fu rintracciato poche ore dopo in un centro di accoglienza di Battaglia e arrestato. Ora, a 1 anno e mezzo di distanza, la condanna a 14 anni. La difesa ha già annunciato che farà ricorso alla Corte d'Assise d'Appello, convinta che si sia trattato di un episodio di legittima difesa.